Ultimi giorni di campagna elettorale per i candidati sindaco di Mogliano Veneto, che in queste battute finali incontrano i cittadini per spiegare i punti principali del loro programma. Il sindaco uscente Giovanni Azzolini, candidato con le liste Azzolini Sindaco, Forza Italia, Giovani per Mogliano e le donne di Mogliano, spiega che le priorità per Mogliano sono di tipo politico e coincidono con le necessità a livello regionale, a partire dal trattenere il 60% dell'IRPEF. Da questa consapevolezza nasce la sua volontà di ricandidarsi. Ho capito che bisogna cambiare alcune leggi a livello nazionale, lo si può fare partendo proprio dai consigli comunali, lo dice la Costituzione italiana, l'articolo 132, è un'immensa opportunità. Accedere a fondi europei per poter investire questi finanziamenti nel settore dell'occupazione giovanile, per rivitalizzare le attività economiche e commerciali di cui è ricco il centro di Mogliano, è invece la priorità di Mattia Stagnitta, candidato con la lista Mogliano Europea, che mette al centro della sua politica l'entusiasmo della sua giovane età. Ho deciso di candidarmi come sindaco perché penso che l'entusiasmo che possiamo portare noi giovani sia essenziale e perché sono coadiuvato da una squadra di esperti, di professionisti ed insieme possiamo fare molto per la città. La sicurezza dei cittadini in vista delle prossime vacanze estive è una delle priorità di Ottorino Celebrin, candidato con la lista Civica 8, che mette al centro del suo programma i giovani con un orientamento scolastico adatto a formare gli adulti di domani. Ho ritenuto che invece di chiedere cosa può fare il comune per me e per i miei figli, cosa posso fare io per il comune e per i miei figli? E la risposta è stata solo una: mettermi a disposizione con la mia esperienza, con la mia professionalità. Giannino Buarina, candidato con la Civica Mogliano, punta a ridare un senso di sicurezza ai cittadini e mette al centro della sua campagna elettorale la creazione di un tavolo per il lavoro. La voglia di valorizzare le tante opportunità di Mogliano ha spinto Buarina a mettersi in gioco. Mi candido perché credo che Mogliano sia una città ricca di opportunità e tanto si può ancora fare. Credo che ci siano nella mia squadra tutti gli elementi per una buona amministrazione.